Siamo qui in redazione di qdpnews.it con Maurizio Bernardi, portavoce degli Amici del 2 agosto. Amici del 2 agosto che hanno organizzato un incontro per lunedì prossimo, lunedì 23 marzo, tra i funzionari regionali e le famiglie delle vittime, dei feriti e anche dei residenti danneggiati dalla tragica esondazione del Lierza di quel 2 agosto 2014. Un incontro dunque tra famiglie e il massimo organo istituzionale regionale. Con quali obiettivi, Bernardi? L'obiettivo nostro è di capire e di far capire a tutti quanti quello che veramente è stato fatto dopo il 2 agosto. Noi abbiamo letto i giornali e poi siamo subito andati da Luca Zaia per farci spiegare cosa era successo. Lui ci ha tranquillizzati dicendo che le carte erano tutte a posto e anzi noi abbiamo chiesto se era possibile avere una serata, un incontro con chi ci spiegasse a tutti quanti cosa veramente era stato fatto, e questo il governatore ci ha subito accontentato. Maurizio Bernardi faceva riferimento ai presunti ritardi nella presentazione da parte della Regione della domanda di rimborso. In ogni caso nell'incontro di lunedì sera non saranno presenti i sindaci. Come mai questa scelta di rendere estremamente personale, estremamente riservato questo incontro? Perché noi abbiamo voluto fare questo incontro perché noi non vogliamo che ci sia la politica in mezzo a quello che è successo, come hanno fatto invece certi sindaci che per accompagnare una candidata hanno usato il molinetto e la disgrazia per le loro beghe politiche. Noi invece vogliamo dare spiegazioni alle famiglie dei deceduti, alle famiglie dei feriti che ancora sono a casa dal lavoro e a tutti coloro che purtroppo hanno perso qualcosa, che le cose sono state fatte nel modo giusto. L'augurio dunque è che lunedì sera venga fatta chiarezza, una chiarezza che molto probabilmente sarà fatta dai tecnici e non tanto dal governatore Zaia, proprio per sua espressa volontà. Sì, no, infatti lui ci ha detto che non ci sarà perché manderà solo le persone che ci spiegheranno a noi come fare, come che l'hanno fatto, insomma. Bene, grazie a Maurizio Bernardi e rinnovo l'auspicio che appunto lunedì sera venga fatta chiarezza e si faccia un ulteriore passo in avanti rispetto alle purtroppo le disgrazie che hanno colpito il Molinetto della Croda il 2 agosto 2014. Grazie e arrivederci. Buonasera.